in corsia 2, Martina Marin in 3, Vittoria Grotto in 4, la ritroviamo la campionessa italiana giovanile 200, 400 e 800, in 5 Viola Magoga, in 6 Matilde Massimo, Maria Zaltroni in 8, Monica Pizzol in 8, Maria Zaltroni in 7, Matilde Massimo in sesta corsia. Tanto Grotto davanti al passaggio 29 e 21 per lei, la più veloce a metà gara. Tra poco nuoteranno per la quinta batteria Gaia Bonetto in 1, Matilde Cerchier in 2, Leila De Munari in 3, Giorgia Perrotta, la ritroviamo in 4, Valentina Brollo in 5, Edda Santello in 6, Silvia Di Martino in 7, Valentina Toniutti in ottava corsia. Siamo alle battute finali con Vittoria Grotto che va al touch 59-88, siamo sotto il minuto per la vittoria di batteria. Con Viola Magoga che chiude in 1-0.